In un caso un 81enne in bicicletta ha rischiato di morire quasi strangolata mentre la ladra tentava di tirare a sé la grossa collana d'oro che la pensionata portava al collo. Prende al collo l'anziana addirittura provocandole un senso di soffocamento. Da qui l'accusa di tentata rapina aggravata. Un 71enne invece al posto dell'anello si è ritrovato il dito unto d'olio. I ladri, un'intera famiglia di zingari del Padovano che, sfruttando la debolezza e il pudore di anziani dai 70 agli 88 anni, facevano finta di essere amici di parenti e figli, abbracciando calorosamente le loro vittime. Episodi più frequenti nella provincia di Vicenza, Treviso, Venezia e Pordenone, da cui siamo partiti. Il gruppo colpiva in mezzo Veneto, provincia di Venezia compresa, dove la zona prescelta era stata Cappella di Scorzè. Finora sono 13 gli episodi accertati tra furti, tentati furti e tentata rapina aggravata, episodi che tuttavia potrebbero essere di più, considerato che molte vittime, per ammissione degli inquirenti stessi, provavano vergogna per quanto subito. In arresto quasi un'intera famiglia: Silvana Marciano di 63 anni, il marito Loris Usceri di 71 e il giovane figlio di appena 20 anni, Arbino Usceri. Responsabile del reato più grave, appunto la tentata rapina aggravata, si trova nel carcere di Verona. Il marito, avendo un'età che supera i 70 anni, si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. Il figlio, ventenne, incensurato formalmente, dovrà rimanere presso l'abitazione con obblighi di dimora nel comune appunto di Villanova di Campo San Piero.